Pazzi. Alfredo, tu mi devi credere. Io sono rimasto talmente scosso che per rimettermi ci vorranno 2 mesi. Tu? E io? Non sono passati più di 3 giorni che eravamo qui, seduti proprio qui a giocare a scopo fino a mezzanotte. Stamattina, quando ho saputo la notizia, mi sono sentito tanto male. E ancora non mi sono rimesso. È stato come un fulmine. Guardate là, guardate. Guardate là, un uomo massiccio, con una salute di ferro. Io non ci posso pensare. Quando lo incontravo per le scale, appena lo vedevo, alludendo a quel bel colorito che aveva, che si poteva tagliare a fetta, vi dico a voi. Appena lo vedevo, Don Gennaro, buongiorno. Siete uscito dall'ospedale, Io si faceva una bella risata. Oh, mamma mia, ma che cosa siamo, da un momento all'altro, che non è? Don Gennaro sparisce, non esiste più. Non esiste più. Non esiste più, lo devo dire io. Voi state zitti. Non ci si può pensare. Volontà di Dio. Permesso? Chi è? Poi loco, Buonasera. Un funerale hanno fatto? Sì. Certamente, non potevamo aspettare voi. Lo so. Ma che fa? Che va a fare? Ho litigato con mia moglie, va bene? Ci sa vita in inferno a casa, l'inferno. E la dannata. Sceglie i momenti precisi, capito? Mi rovina le occasioni più belle. Più belle, nel senso che capisce quando io metto interesse a una cosa. Capito? Vai là. Ma in queste occasioni un disgraziato non sa che cosa dire. Lo so, il dolore è vostro. Il dolore vero è vostro, perché voi siete la compagna. Il nostro è un dolore, sì, ma un dolore di compagni di lavoro, di fratellanza, questo è. Ma la compagna vera siete voi. E voi dovete piangere. Piangete, donna mamma. Voi dovete piangere, perché noi non possiamo. Noi siamo virili, perché se non fossimo virili e sprezzanti, anche la buonanima di Don Gennaro dall'altro mondo direbbe: ma voi che compagni siete? Vi mettete a piangere come dei bambini, che cos'è? Mentre perché i compagni di una compagnia di lavoro, virili e sprezzanti, devono chiudere dentro tutto quello che vorrebbe uscire fuori. Sì, è vero, qualche volta una lacrima la versiamo anche noi, ma è sempre furtiva, no? Perché siamo virili. E poi, che vi devo dire, donna mamma? Io vi dico che virili e sprezzante come sono, io, Pietro Tuppo, che ha litigato con la moglie, e ve lo giuro sulla testa dei miei bambini che si è andato a casa, ho trovato ancora tutta la pasta e fagioli sparpagliate per terra, e gli ha geminato in faccia e me ne sono andate. Io sto digiuno, donna mamma, sto digiuno, e ve lo giuro sull'anima santa di Don Gennaro che io mi mare fame. Io mi mare fame, ma non mi importa. Non mi importa, perché sono virile e sprezzante, e non voglio dire quello che non so dire, perché le parole sono parole, ma la libertà è la libertà, è il povero Don Gennaro dall'altro mondo, era compagno virile e sprezzante come noi, non doveva morire, non ci doveva morire, non vi una cosa, e voi finitela, donna mamma, non vi fate vedere piangere, e basta mo,
tutto per te, tutto per causa tua, ma è contenta, se n'è andata, è contenta. Andiamo, donna Maia, andiamo, donna Maia, facetemi sta carità, voi volete bene a Carmelo, e allora non dovete piangere. Eccomi qua. Ho chiuso il mezzo portone e sono nuovamente a vostra disposizione. Se avete bisogno di qualche altra cosa, comandatemi. Marito mio, marito mio. Ma com'è successo la disgrazia? Ah, bello e buono, bello e buono. L'altra notte si è ritirato verso mezzanotte e un quarto. Mezzanotte e 20, io ero ancora sveglio, sì. Lui come entrò, guardò l'orologio e disse, dico è mezzanotte e 20, tu sei ancora all'impiedi. Non avevo sonno, disse io, mi sono trattenuto per prendere un po' d'aria. Dico, disse lui, io ti devo pagare 2 sigare toscane e 4 giornali. Sono precisamente 350 lire. Domani regoliamo. Domani. Chi l'avrebbe detto? Beh, adesso farete come dico io, e senza discutere. Senza discutere, ho detto. Beh, venite su da me e vi pigliate una bella tazza di brodo bollente. No, non voglio. Di brodo bollente, zitta, Mosca! Se no non vi voglio più bene e non mi stimo più. Avete capito? Ah, venite su da me. Ma che volete che te debolezza? Sì, che ne vogliamo fare un altro di funerale? Non vogliamo fare nada? Andiamo, a me. Venite su e Nicola mette in ordine la camera. Ma si capisce. La camera di Don Enrico. Oh, non voglio dispiacerlo per nessuna ragione, quello è tanto amabile. Non ci sta mai perché fa il commesso viaggiatore. Sì, un vero galantuomo, pago puntualmente. Ha scritto da Milano che deve arrivare stasera. Se trova la camera in disordine mi dispiace. No, mamma mia, perché che vuol dire? Questa è una camera di passaggio con la porta d'ingresso là, lo capirà benissimo. Voi certamente non avete occupato la sua camera per fare un tavolo di canasta. Voi un morto ci avete messo, donna Ma. Sono tutte chiacchiere inutili. Adesso pensa a mettere la roba come stavo prima, così non ci sarà nemmeno bisogno di dirglielo. Andiamo un cenno in coppia, andiamo un cenno in coppia. Andiamo. Chi è? Io, aprite. Don Enrico. E che? Vabbè, adesso glielo dico io. Nico, va apri la porta. Là stanno ancora i fiori per terra, il 4 candela attorno all'urietto. Una sedia? Sì. Una sedia che non mi regge in piedi. È una vitaccia che non posso fare più. Non ho l'età, non ho la salute. È una lotta impari. Di numero, devo avere perlomeno 39 di febbre. Ho preso una pioggia torrenziale tutto sulle spalle a Milano, un'ira di Dio, un tempaccio. I primi brividi li ho avvertiti in treno. Sono guaiate. E come faccio? Io domani devo ripartire. È un affare importante, 4 balle di cotone idrofilo. Un affare buono, un prezzo irrisorio da fallimento. Non è possibile, devo ripartire e se non ci vado io, chi ci va? Meno male che sono entrato in farmacia. Ho detto di mandarmi il primo medico che arriva. Di mandarmi... Nico, tu che fai qua? Ma che state qui? Anna Carme, che è successo? Donna Ma, perché piangete? Vostro marito dove sta? Non ci sta più! Non esiste più! Don Enrico, abbiamo perduto il nostro angelo. Ci ha lasciati soli. Quanto vi voleva bene e quanto vi stimava. Diceva sempre, tienetelo caro, Don Enrico. Non ho visto mai un galantuomo più puntuale di lui nei pagamenti. Tienetelo caro. Non mi lasciate pure voi. Non abbandonate questa povera infelice che è rimasta priva di marito e di risorse. Marito mio, marito mio. Salute. Grazie. Ieri sera a quest'ora è morto. No, mezzanotte e 20 ci stiamo fatti il sicario. Oh, ma voi che mi dite? Che mi dite? Oh, immagino donna Amalia. Si è scimunito. È scemo, non capisce niente più.
Un'ora fa, quando hanno portato via il cadavere, sapete, viene quel momento di confusione. Non si possono avere 100 occhi. Né è riuscita ad aprire il balcone. Se non la ferma a tempo staremo piangendo 2 cadaveri invece di uno. L'avete potuto evitare una volta. Appena tengo un momento di tempo ho fatto. No, non lo dite neanche per scherzo, Anna, ma che volete fare? Sicché il funerale l'avete fatto poco fa. Sì, venivo un'ora prima avessimo vista. Che peccato, guardate. Che volete fare? Adesso donna Maliuccio farà come dico io. Stanotte dormirà a casa mia. E se no avat, le piglia. Ma naturale, seguite i consigli di donna Carmela, che è una persona saggia. Anna, ma che volete fare? Assegnatevi. È una strada che dobbiamo fare tutti quanti. E speriamo che Don Gennaro sia andato a pregare tanto per voi e un poco pure per me, perché Anna, ma tengono dolore qua dietro, alla schiena e poi alla spalla che mi tortura. Questi sono dolori che mi preoccupano, perché io ho paura della polmonite doppia. Ho paura che io la penicillina già l'ho fatto un paio di volte, quindi su me non attacca più, capito? Non voglio mai così, la pleurite la ebbe da ragazzino. Io vedo pure ombrato, Dio lo sa. Voi chi siete, i compagni di lavoro della Buonanima? Precisamente. Siamo venuti a fare il nostro dovere verso il compagno scomparso e a congratularci con la vedova. Voi arrivate tardi. Questo dipende da me. No, non è dipeso da me, non è dipeso. Certo, povero uomo. Basti che me ne vado a letto. Io non mi reggo sulle gambe. Già andate a letto? Come no? Nico, fammi il piacere, appena arriva il dottore, accompagnalo sopra e lo porti in camera mia. Vabbè, ma aspettate un momento, è presto, già avevo coricato, don Enrico. C'ho la febbre alta e mi sembra di avervelo detto. Sì, come no, voi l'avete detto e la tenete pure. Beh, ma aspettate un momento, siccome vorremmo mettere un po' in ordine la camera. Sì, no, è un po' in disordine adesso la camera, aspettate, don Enrico, facciamo così, un po' di pazienza, io porto su donna Amalia, poi scendo e in 2 minuti io e Nicola mettiamo in ordine la camera, va bene? Andiamo. Chiama donna Amalia, la porto su, lascia sta mia sorella, i bambini, così vi distraete un po'. Andate, Anna, ma... Hai fatto una bella cosa, hai fatto. Hai pensato solo a te. Non ti sei ricordato che eri ammogliato e che lasciavi una povera donna sola. Amalia. Così lasciata Amalia. Da un momento all'altro. Don Enrico, curatevi. Mio marito l'altra sera tornò a casa con la stessa febbre. 38, 39 e mezzo. E mo sta sottoterra! È uno strazio, povera donna. Ma dimmi una cosa, Nico, perché donna Carmela ha detto che la camera mia si deve mettere in ordine? La mia camera deve essere sempre in ordine e io pago puntualmente. Quando torno da un viaggio mi voglio coricare, specialmente stasera che ho la febbre addosso. Ma ecco, ieri sera, quando è morto Don Gennaro, non si è potuto sistemare degnamente qui. Questa è una camera di passaggio e logicamente ha un sacco di amici. E infatti stamattina è stata una processione di gente a venire a visitare il morto. E allora, che figura avrebbe fatto la moglie, no? E allora si è pensato di sistemarlo in camera vostra che è grande, bella e ariosa. Vabbè, ma l'aria che ne faceva Don Gennaro? Per quelli che sono venuti a visitarli, no? E poi certamente a voi questo non vi spaventerà perché siete un uomo, no? E poi non l'avete visto. Vabbè, ma... Nico, sempre un morto, questo che manino. Era un santo uomo, cavaliere. Quante volte si è adoperato per farmi far pace con mia moglie, mamma? Non diceva male di nessuno. Ma questo non significa niente. Per me si chiama Nicola, presto, mettiamo in ordine la camera. Ecco, Dammi una mano. Ora mai, ci troviamo. Non è scusate, La mangia al caro scomparso. Piano, andate a me. Un momento. Professore, scusate, Attenzione. State d'accordo.
Vado a co. Piano, piano, tienti in mano. Questo è pesante. Ancora c'è roba, ancora. Piano, piano, piano. Vabbè, così. State va accorto, state va accorto. Tira là. Vedi che sia? Andiamo da lì. Zabro! Zabro! Andiamo! Calma, non fate confusione. E non vi fate male. Non dubitare! Andiamo, andiamo belli, andiamo Nicola, andiamo. Dai! Ah, vabbè. Scusate, Bruzzo. Ma spuntone, stiamo. Ecco qua. Guarda qua. Lei! Donna Carmen, qua dovete fare questo servizio. Piate partire. Scusate. A noi! Noi! Do fastidio? No! Che siamo in questo Proprio che siamo. Fiori! Mamma mia, abbiate pazienza Don Henry, Scusate tanto, ma qua da ieri in questa casa non si trova pace. E capirete, quella disgrazia è accaduta così da un momento all'altro. Ad ogni modo, se avete bisogno di me, mi chiamate dal balcone. O se poi vi fa impressione dormire in quella camera, volete venirvene sopra da me? Non fate complimenti. No, donna Carmen, io mi devo mettere subito a letto e poi aspetto il dottore. Ah già. Quello viene e mi fa una visita. Mi metto sotto le coperte, faccio una sudata e se ne parlo domani mattina. vabbè. Certo il morto mi fa impressione, se capisci, ma se vengo a dormire sopra da voi può darsi che la febbre aumenta, ma grave, resto in casa vostra. No, e allora è meglio qua. Ecco. Vi vado a fare il letto. Sì, grazie. È morto con la bocca aperta. Ora, poi, Questa qua, levami. Abbiamo finito! Se vi serve niente più! Grazie mille. Buonasera! Buonanotte. scusate, buon riposo. Obbligato. Arrivederci. Come ascoltate? 39. Riguardate. Arrivederci, professore. Grazie di Buona tutto. notata, buona Me ne vado pure io, Mi serve niente. L'unica cosa, appena arrivo, dottore, me lo mandi subito su. Non dubitate, riguardatevi, curatevi, mettetevi a letto e fate una bella sudata. Sì. Avete visto? Potevate Sì, immaginare una morte così repentina. sì. Le ultime parole me lo disse l'altra sera rientrando. Dice Nico, ti devo pagare 2 sigare toscane e 4 giornali. Sono precisamente 350 lire. Domani ne coliamo. Domani, stare covando con l'aldilà. Ieri sera a quest'ora stavo esposto in quella camera là. Là, vedete? 4 candele, fiori, 2 monache, il carro del municipio e ti saluta. E chiuso libro, dice no, curatevi. Non gridare, No, è dà il fastidio. dolore, è il dolore, curatevi, la morte non guarda in faccia a nessuno. Stata buona, A nessuno. Nico. Ecco fatto. Don Henry, il letto è pronto, Grazie. Io me ne vado sopra che tengo anche la scema abbandonata. Vi ripeto, se mi volete mi chiamate dal balcone. Sì. Ve lo dico, Don Henry, se volete dormire a casa mia non fate complimenti. Donna Carmen, aspetti il dottore e poi ho paura di stare male. Vabbè, io certo che non ci ho dormesso, che mi sta in Statevi bene, Arrivederci, statevi arrivederci. bene. Muovere No. simile, lì, va qua. Buona cura. Lei hai buona sistemato cura. proprio davanti, che sta mania. Statevi bene. Buonanotte. Curatevi. Rimane. Curatevi. State buono.
No. No. Salute, eh? Chi è? Anneri, sono io, adesso che cos'è? Ho portato una candela per fare luce al dottore, al secondo piano si hanno fregata la lampadina, calmatevi. Calmatevi, venite dottore, venite. Messo. Enrico. Buonasera. Buonasera. Brutta cera, eh? Brutta cera. Prego, si accomodi. Grazie. Grazie. E allora? Ecco qua. Dottore, io per la mia professione sono costretto a continui viaggi. Ieri a Milano è stata una giornataccia, sa, quel clima rigido, una pioggia, tutto addosso. E così stamattina in treno ho avvertito i primi brividi di freddo. Sì. Gli occhi lucidi tutti nello scompartimento che mi guardavano e allora... Adesso facciamo una bella visitina, eh? Si spogli intanto, su. Dottore, la candela ve la lascio qua. Sì, ve la riporto io. E curatelo. Curatelo bene, vedete com'è delicato. Curatelo. Permettete? Sì, sì, sì. Suda molto, eh? Vabbè. Facciamo presto. Si accomodi, facciamo prestissimo. Una visitina in fretta. Si accomodi, si siede. Sì. Sì. Bottoni, per favore. Respiri, scusi. Respiri forte, forte. Scusa. Pronto? Respiri forte, forte. Qua che mi fa male. Respiri. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Forte. Su un bel respirone. Sentiamo il cuore. No, il cuore è forte. Lo credo. Abbia pazienza, trattenga il respiro qualche secondo. No. Niente di grave, non ci sono lesioni per... diamine, respiro pure. Non ci sono lesioni per ora. Ma bisogna fare attenzione perché questi casi influenzali non si sa mai quale proporzioni possano assumere. Ci sono molti casi di broncopolmonite adesso. Ci sono. Sì, diamo. L'epidemia. Senta, io non le prescrivo medicine, per principio sono contrario alle medicine. Io penso che il miglior medico di noi stessi è l'organismo. Semmai domani. No, e io domani devo partire. No, io non le posso permettere assolutamente. Lei che stasera si mette a letto, si riposa, fa una bella sudata. Sì. E ci vediamo domani. Se ne va? Sì, perché non... Già, ha molto da fare. No, oddio, non è che io abbia molto da fare, ma sa, la famiglia. Sì, è ammogliato. Sì.
Ho 2 figli, Che sono? bambini. Oh, Sì. che bella cosa la paternità, eh? 2 femminucce. Sì, una di 10 anni e l'altra di 7. Magari lei avrebbe preferito il maschio. No. Nessuno è felice su questa terra. No, io sono felice, sa, per me maschio o femmina. Non lo dica perché dall'occhio si vede che lei avrebbe voluto il maschio. Oddio, non lo nego se fosse venuto, ma... Il maschio è il continuatore delle orme paterne. Giusto. È medico specializzato lei? No, io sono medico chirurgo. Ecco perché lei non ama le medicine. Beh, ma non le escludo, sa. Qualche volta, con molta parsimonia. Vede, io credo in 3 medicine soltanto. Sì. Tintura di iodio, sublimato e olio di ricino. E sa perché? Perché sono le 3 sole medicine che, una volta somministrate, dimostrano con evidenza realistica il loro effetto. Già. Oggi tutto è realismo. Già. Che ne dice dei film realistici? Sai, io non mi occupo di cinema. E la saluto. Arrivederci aspettate. e a domani. No, perché dovrei aspettare? Si è fatto tardi oramai. Non mi lasci solo. Ma perché? Cosa c'è? Dottore, io le dico la verità. In quella camera dove io dovrei coricarmi, fino a un'ora fa c'è stato un morto. Guardi, Candele, io di Dio, lei può capire il mio stato d'animo? Sì, capisco, può fare una certa impressione, va bene, ma dico, non pretenderà che io mi corichi con lei. No, è che è coricare addirittura, no? Che c'entra? Lei è così intelligente. Dottore, facciamo 4 chiacchiere. Senta, io devo... Deve cenare. Bravo. Allora mandiamo a prendere qualche cosa al ristorante accanto, una matriciana, qualcosa. Dice il portiere. Ma ci mancherebbe altro. Mia moglie mi aspetta. Insomma, il suo è un fenomeno di pura suggestione. Avere paura di un morto. Ma lo sa lei che cos'è un morto? Un morto è un uomo completamente disarmato. Disarmato sul serio. È un combattente della guerra eterna al quale la natura ha tolto la sua arma segreta, l'anima. Io posseggo ancora quest'arma. Lei la possiede ancora. Io posso avere paura di lei di me, ma di un morto. Che paura si può avere di un morto? Stia tranquillo e vada a riposarsi. E cerchi di sudare, eh? Buonanotte. Senta, voglio spiegarmi meglio. Permette, io mi fumo una sigaretta perché non ne posso fare a meno, eh? Io non fumo, io... Dunque, se per degli strani interessi miei personali io mi fossi introdotto qui in casa sua con l'intenzione precisa di puntare la mia arma segreta, cioè l'anima, contro di lei, se io le dicessi dammi il portafogli e io ti ammazzo, se l'avessi scambiato per un amico al quale io avevo deciso di fare la pelle, se per errore la facessi a lei, lei legittimamente dovrebbe difendersi, no? O tu o io. E allora per disarmarmi completamente e interamente, lei non potrebbe fare altro che uccidermi. Non c'è altro mezzo per rendere inoffensivo un uomo. Perché se lei riuscisse soltanto a ferirmi o a mettermi in fuga, la mia arma segreta continuerebbe a funzionare contro di lei. Funzionerebbe con l'astuzia, con la furberia, con la calunnia, con la diffamazione, con la vendetta, con l'aggressione. Buonanotte. Non vada, non gli può vedere così come buone, capito? Sia felice di dormire solo con il ricordo di un disarmo. Ah, sì, di saffrano. Guarda, di
A me 2 miliardi che ti prestati. Quali di me che mi prestasti? Ti detto io. Non ha cominciato a fare solito tu, hai capito? Ma io taccio che scende un bruglione, poi sei 2 miliardi. Guarda Bruglione, guarda buono, se no ti a pacca. Ah, ma che? A 10 miliardi a parte, Che tu a frate, mi a parte. Tu non devi niente a frate, hai capito? Tu non mi dici niente, poi sei 2 miliardi, tu per nessuno. Ma che dico, mi sta zitto, qua. Poi giù, andare Chi è carezza? Ma che succede? Ma che mi accorgo di casa tua, scunnavo! Ma mi volete tutti Quattro! Luigi! Come prima piano, saccino! Prendilo, piano! Che succede? Un po' che larga, già da pazienza! Un po' che larga! Caro uscita, chi sta gente caduce? Ma come non lo sapevi? Ma che succede? Sta succedendo! Ci va l'umilica! Dottore! Oh, madonna mia! Dottore, venite! C'è un ferito! Dottore, non c'è tempo da perdere, un ferito! Ma che è successo? Uno è scappato, evidentemente il feritore perché aveva tutta la camicia sporca di sangue. L'altro l'abbiamo trovata stesa a terra. Hanno litigato per poche lire, che schifo! Povera umanità, venite, dottore, venite! Se non è completamente disarmato, forse potrò fare qualche cosa per lui. Andatevene a letto. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. A domani. A domani. Scusa, sai? Scusa tanto.